Sono Silvia Pogliaghi, sono un medico, specialista in medicina dello sport. Presso l'università sono ricercatore in fisiologia umana e in questa sede vi parlo in veste di direttore del master in esercizio terapia. Allora, si tratta di un master di secondo livello, quindi vi si accede con una laurea magistrale, è un master annuale, vuol dire che conferisce 60 crediti universitari e l'attività didattica si snoda lungo tutto l'anno. Questo master si inserisce nel contesto di un contesto molto ben consolidato dal punto di vista scientifico, che è quello della prescrizione dell'esercizio per la promozione della salute. Lo scopo del master è quello di creare una figura che in questo momento manca nel mercato del lavoro, che è la figura del super esperto in prescrizione dell'esercizio, una figura con elevate competenze tecniche e con capacità di interagire in un contesto di equip con altre figure, non necessariamente motorie, figure di tipo sanitario, medici, assistenti sociali, caregivers, eccetera, eccetera. Quindi un contesto di equip, che è esattamente il modello proposto sia a livello nazionale sia a livello regionale del Veneto, quindi un modello in cui l'esercizio viene erogato in un contesto appunto multidisciplinare. Per creare i presupposti per questo tipo di interazione professionale, il corso, il master, conferisce competenze che vanno da un approfondimento delle linee guida per la prescrizione dell'esercizio in varie patologie, competenze specifiche sulla valutazione finalizzata alla prescrizione e poi competenze che riguardano la progettazione di interventi e la loro conduzione, quindi con aspetti anche estremamente pratici, che sono uno degli snodi che in genere non viene ben coperto dai corsi di laurea neanche a livello magistrale. Dicevo che il corso si snoda durante tutto l'anno, l'insegnamento avviene tipicamente in un weekend al mese, il corso inizia da ottobre 2019 e finirà a ottobre 2020. Le lezioni sono normalmente il venerdì pomeriggio, sabato tutta la giornata e la domenica mattina. In aggiunta alla formazione frontale normale, gli studenti hanno l'obbligo di eseguire 125 ore di tirocinio. La novità di quest'anno è che queste 125 ore, se eseguite presso le 3 sedi accreditate dalla Regione qui a Verona, saranno valide ai fini del conseguimento dello stage abilitante per le palestre della salute, che è insomma il sistema veneto per la promozione dell'esercizio. Altre novità quest'anno rispetto alle edizioni precedenti: abbiamo potenziato il modulo di strength training per la terza età, ossia un modulo specifico che utilizza lavoro con sovraccarichi per migliorare il trofismo muscolare, che è uno degli elementi importanti per il mantenimento della salute.